Grazie, buonasera a tutti. Grazie. I signori del Buretto, I ragazzi del Buretto, quindi fanno film stasera. Allora noi si chiama Paranza di Tramontana, Paranza perché siamo tutti in linea. come loro quei poche parole. Ecco, ciao, ti compassi la striscia. E perché veniamo da Tramonti, un paese che sta in Costiera Amalfitana. Facciamo musica popolare, con gli strumenti popolari, la fisarmonica, la tamburo, mandolina, la ceramella, e tamburiati, tarantelle, ecco che cazzo c'è, così. Già sta pronto, caro. Allora, che le hanno fatto è una tarantella che si fa, che divide la provincia di Napoli a Salerno. Nella località di Scafati esiste una zona che parte da Chiesa in Bagna, arriva fino a Poggiomarina e si chiama Spaccapaese, una via Aimar la chiamano, divide queste due province. E dei vecchietti che suonavano l'organetto decisero di chiamare questa suonata Spaccapaese. E noi la facciamo come inizio dello spettacolo, anche un modo per scogliere. Si dice, ma questi che fanno? Chi sono? Ma facciamo una tamburiata, che poi è la regina della musica popolare che si sono in Campania, che è molto viva come musica, e poi un po' che forno di limone della salute della Buonasera.
Volesta fare gomma, faccio male, volesta fare gomma, faccio male.
nella signore così la vai a muovere. A quando faceva l'amore con rosa, quando faceva l'amore con rosa, teneva il pensiero con Teresa. Ma quando stava vagamente insieme a rosa, con la scarrosa ma via Teresa, via da chi la casa ancora rosa. Oh, via da chi la casa ancora rosa, via da chi la casa ancora rosa. O sparagno roba va, o sparagno roba va. La moto di o sparagno roba va, o per le case. Io mare pizza pizza io fanno una pizza. Faccia bene la mozzarella pizza io quando si bella. Faccia bene la pomarola pizza io quando si bella. Faccia bene col putusino pizza io non tengo più. Faccia bene la ricotta forse fa una brutta morte. O dall'altro saranno proprio solo una monica palla. E facevi più una breve sembra monica sostituita. Sì, io proprio non sono alto ma la monica ballata. O vado, 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 sta a vedere tu. Vado a andare le cose tu. O stasera mi ma fa, o stasera mi ma fa. Stasera mi ma fa, stasera mi ma fa. Stasera mi ma fa. Oh, ma questo tu non vuoi. Grazie, allora vogliamo ringraziare il comitato Festa di San Giuseppe di qua che hanno voluto organizzare questa bella manifestazione. Siamo sotto alle luci, se ci vedete un applauso lo facciamo a Ernesto con il service che ci vede, un applauso, che ci sentiamo bene. E che dire? Tu siete buono, non vuoi. Io mi sento Ma io ti vedo per un po' che Valerio mi è passato. O perché, non lo so, ho mangiato il panino, era buonissimo, complimenti. Poi ci ho messo dell'acqua stasera. Ma facciamo una bella canzone. Anche queste che abbiamo fatto nella Tamuriata. Hanno ballato, un applauso lo facciamo alle ballerine, ragazzi. Signori del muretto, facete un applauso a chi balla. Francesca, dopo devi fare una canzone con due, ragazzi abbiamo un vostro compaesano che è di qua vicino, che pure c'ha la passione per il canto delle Tamuriate. Allora, facciamo la canzone della Cilentana. Da tempo si andava in questi paesini, diciamo montani, oppure dell'agro, oppure si andava verso l'Occidente, cavalli e carrettiere 3 giorni ci mettevano partendo dall'agro Nocerino, ivano verso l'Occidente a comprare i prodotti della terra. Ancora adesso lui va a pigliare un grano, va a pigliare l'uoglio, andiamo in Cilento, che veramente da quelle parti ci sarà un po' buono, ma poi quando è Beneventano c'è sto vino buono, o vino anche o vino nero. C'è sta la carne che è buona, c'è sta l'uovo che è buono e c'è l'altro come ancora, anche qua è come Cilento, ma per noi è più vicino il Cilento perché o perché si va in discesa, allora diventa un po' più semplice. In discesa, perché si va in giù. Ah sì? Quando si va in giù è più complicato, che sai? Allora, che succede? 3 giorni partendo dall'Agro Nocerino, andando fino nelle zone di Castelcivita, tutti questi paesi che sono la Gropa, la Guarda, Roma più grosso, o cavalluccio, che bello cavalluccio che è, che ne si zucchero cavalluccio, il zucchero, non è che il zucchero, se esiste la cosa hai ragione. Allora 3 giorni hai passato insieme a Chistro, vai.
Ah, sono ieri nati mi servivano una canzone, però la prossima volta la portavo. E questo qua era l'accompagnamento che tenevo partire per andare a comprare il grano, qualche dei prodotti. 3 giorni ci mettevo. E chi erano celieri? Faceva così. La fresca fontana. A ballare.
morti non si possono Grazie, sparare. grazie. I fuochi non si possono sparare. Grazie a tutti. Un applauso a chi balla! Il muretto. Ci sta un muretto, sì. Si dite e prego, tutta la presa. Però mirate a isso, alle voglio pure. Puntatemi i soldi, uno qua. Ciao, ciao, la vetrata. Allora, no, scherziamo, cerchiamo anche di creare un po' di ambiente, perché un po' di, come si dice, un po' di confidenza non guasta mai. Noi facciamo musica popolare, ma anche raccontiamo un po' la terra. Ma non solo, non solo su qua quando ci chiamo per feste, diciamo che siamo una parte, nata, perché anzi qui andiamo un po' in giro. Ieri sera siamo stati a Lettere di Napoli, in Coppo Castiello, stasera siamo qua nel Beneventano, però raccontiamo sempre la nostra terra. La nostra terra è fatta di luoghi, di visioni, di viste, di panorami. E vi sono veramente Panorami, infatti si stiamo facendo figli, già è difficile. E adesso vedete, qui c'è pure raccontato, qui c'è spiegato. Panorami, tramonti, non solo paesi lì che si chiamano tramonti, ma proprio i tramonti che si guardano, che si vedono. E se vi capita qualche volta di venire nelle zone della costiera amalfitana e salite per Vale che Junz, e quando arrivate coppo Vale che Junz scendete già tramonto, andate a destra, andate alla Vierra, scendete a dritta e andate a Maiori, che sempre arrivare una porta, che hanno bacio. Però dal valico di Junz, da Corbare fino a Coppa Montagna, a un certo punto siete costeggiati da una vista che è il Vesuvio. Wow. Che è la montagna rossa, bella, accesa, bello perché fa freddo, però si muove, cose che stanno andando fuori. La veduta da Tramonti è tutta da vedere. La Caserta, o Vesuvio si vede tale qua, è tutto da vedere. Se vede la Caserta Vesuvio, come si vede? C'è sta coccolone che gli sta sorridendo. Come si vede Vesuvio? O con la Caserta? non si vede proprio. No, si vede anche da parte. Si è da Napoli, Lina, tu che sei di Napoli, come si vede Vesuvio? Là per tutto. Si vede, o metto insomma una parte e o Vesuvio a capo. Se unita a scafato oppure a tramonto unito, o Vesuvio a capo e o monte insomma là, perché è all'alto reverso, è tutto contrario. Quindi che voglio dire? Che sia da provincia di Caserta, si vede Vesuvio. Sia da provincia di Salieri, si vede Vesuvio. Sia da provincia di Avellini che da Coppa Montevergine, si vede Vesuvio. E anche dal Beneventano, qualche paese beneventano Vesuvio si vede. Ma non mi so quale paese che sono stato qualche giorni fa, si vedeva, o perché siamo stati in Coppa Montagna, o si vedeva Vesuvio. Quindi una cosa che ci accomuna a tutte e 5 le province della nostra amata regione Campania, che la nostra... Siamo candidati proprio. sì, perché De Luca mi sta chiedendo ma dice perché poi sempre qualcosa di soldi ce n'era. Non so se vi spiego, un assessore o un consigliere, una cosa niente, qualcosa porta. Anche poi abbiamo tante belle idee di fare sì che questa bella nostra amata regione pigli una bella vita. E allora che hanno fatto? Anni addietro un gruppo di Pomigliano d'Arco che all'epoca faticavano rinda all'Alfa Sud, stavano scomparsi, ci sono tante macchine nell'Alfa Sud. Una volta il mio zio nell'Alfa Sud, era bello. Ma faticano da piatto, fanno la panda a Pomigliano. Deve essere questa canzone che si chiama Vesuvio e vi va vicino a sentire tale e quale a Comaschi.
Grazie. Grazie a tutti. Prego, un po'. Scusate, siamo troppo lontani, poco vedi. È vero? Noi siamo stati qua, tempo fa, abbiamo suonato sopra il santuario della Madonna del Taburno. È stato bello, bellissimo posto, una cosa eccezionale quella veduta, poi quel santuario veramente bello. E era un giorno particolare perché mi avevano letto un orologio esagerato. Benisco, là, finale in artrite fortissima. Ma un orologio che non vi dico, è tarissimo, ma non amico io, a mia parte non posso suonare. E che si fa capire che vuoi essere forte quando tu, ma si tutti nella salute, non tiene niente proprio. Grazie a quella siringa che mi facevano, ma a fare la strada. Chi ti ha fatta seringa? Non bagni, cioè non non bagni dice la le chiesa. cose buone. Non bagni la chiesa. L'ha già fatta ad ora. Che voglio dire, mo? Ecco. Che o meglio noi aiutati che Dio ti aiuti, che la salute è l'unica cosa che abbiamo. E facciamo in modo di andarla a cercare con una preghiera. Stasera qua si festeggia anche la Madonna addolorata. Noi non ci fanno niente, abbiamo portato una ragazza che si chiama Dora. Addolorata. Lei si chiama Addolorata anche lei. Originare. Proprio il mio nome è la Madonna Addolorata. Però lasciamo capire. è la Madonna. E noi vogliamo fare un canto alla Madonna come preghiera. Preghiera perché dopo che l'ho detto prima, aiutati che Dio ti aiuta, anche perché un domani per stare meglio noi e per stare meglio anche i nostri cari, che comunque non è tutti quanti sanno buoni, o chi tiene la chiave, e chi tiene il lu, e chi tiene la passione, e chi stanno lì, e chi tiene l'autocorso, si capisce lì. Oggi come oggi non si capisce niente. Si stanno allontanando un po' tutti quanti dalla chiesa perché stanno troppe cose a fare. Ultimamente vanno a fare spese dei supermercati a domenica sera. Che un po' che tempo che tengono, facesse una preghiera, se si volontà settimana. Io la penso così, però ognuno fa quello che vuole. Allora noi questa sera vogliamo fare un canto di preghiera e lo vogliamo dedicare a lui, a chi sta a casa nostra,
che non sta buono, e anche a chi sta vicino, a chi non sta buono. Perché se tu sta che sta vicino, a chi non sta buono né uno né l'altro. Cose buone. Quindi, ecco. Allora ne facciamo una canzone Madonna delle Grazie. L'altro giorno era la festa della Madonna delle Grazie. La Madonna Dorata Saccava, quindi tutte le Madonne si uniscono da questa bella preghiera che si mettesse la mano loro e a essere che guerre, che malattie. E così questa riga vanno facendo una parte l'altra a livello coppestale di povera gente come a noi che a mattina non ci stavano per città a meglio venire a guardare l'avvocato una parte Qui la sermo, perché? sempre presto, ti posso fare nuovo.
Maria. Grazie. La ricetava. Ancora. Si scemo ancora. Ma esce una pinnola, non solo per fare che piace a te, capito solo tu, ma pure per campare assai. Sicuramente uscirà. Stamattina. Asciughi già. Ah, lo so. Leonardo. Cadremo amici questa sera, ragazzi. Vieni Leonardo, vieni. Leonardo. Un applauso Leonardo. Un segnaliamo suonatore. Oh, piglialo. Mettetelo là, Castelletto, lo so. Allora mettetelo là. Che vuoi fare, no? Ma qualcosa, dici qualcosa. Vai, vai. Dici buonasera a tutti qua. Ciao a tutti, buonasera. Un bellissimo oh pigliaco! Vai. Vai. Allora si dice spagnolo.
capito? Vai. Leonardo! E io, questo è un follower per eccellenza. 90.000 cristiani così che alla notte non dormono. Va piacere, bravi, grazie. Che queste sono persone genuine, va finale. Chi si diverte, che se ne può? Un bicchiere di vino con a pezzo per mangio ogni tanto ce la porta. A pelle canna. No, ma alle notti ci piace l'ananas. Allora, ma ci deve paventarsi. E come libertarsi. Va bene così. Andiamo avanti, la serata è lunga, a me ci proviamo un sacco di suono. Tanti signori, quelli con poveretto non ci stanno, le video non stanno belle. Allora, ti hai visto? Ma via te ne ha preso tutta la cena pronta. Ciao, con pure. No, no, mica ce l'ha, mi fa piacere che ci sentono. Ci sentono. Ci chiedono pure. Certo. Allora, come ho detto, ci lavoriamo, facciamo un po' di musica popolare di tutte le parti della Ma ha regione. detto- Ci lavoriamo un po' di musica. Ho detto il signor Franco vuole fare un valzer perché sta a luna, se possibile, a luna. Ci vuole, lo so. Comunque abbiamo un danzatore che è da Tramonti. Allora, ho sapito che aveva valzer perché te ne scappino, ma non ne scappino. Se siete personaggi quando non li guardate, a destra te una nera e a sinistra te una bianca. Ma Però non è io di niente. Ma anche il pantalone non so perché. a capo che è lei. Vabbè, allora gli ha chiesto il valzer, noi visto che l'ha chiesto, a dama viene proprio là. Come no, è altro. E gli sta canzone porti la dama. Valzer serenata sotto la luna. Se volete ballare, ballate, che è facile. Aspetta, ci facciamo il capello. Tu balla tu che balla io però, Allora. Uomini, prendete le dame! Roberto! Dai, prendi una dama!
la pigliata mamma Grazie, bravo Franco, una scarpa sì, una scarpa no. Allora questo è un balzerino, ma andiamo a fare la pizzica. Noi dobbiamo prima La ringraziare. volevo fare prima. E che mi ringraziamo? Che ne faccio, che ne- Non ti hanno dato il biglietto? Comitato San Giuseppe. Comitato Festa di San Giuseppe, Ciarini di Cazzamenti, tutta un'organizzazione fatta sì che ci hanno fatto un panino buonissimo. Grazie a voi che avete la buona volontà di fare sta festa. E che facciamo? Ci andando, vabbè. E pensiamo a mangiare un po', Ma fa la pizzica, ragazzi. Pizzica. Pizzica. Che Ragazzi. è una tarantella che si fa in Puglia. Appartiene anche quella alla famiglia di questa tarantella. Il mondo è tutto tarantella. le ballerine ci stanno? Si balla la pizzica con l'amore tutta la notte! Magari
questo è il muretto. Niente, un buon venire. Grazie. Silvano Boschino ha suonato la mandola. Grazie. È uno strumento non usuale, è uno strumento antico, dell'antica liuteria scuola napoletana, no? Sì, perché Sì, senti così. magari nasce un po' tutto quanto nasce qua. Dovete sapere che il tamburo, Esiste anche la mandola romana. ecco, vabbè no, e te pareva non ti serve i romani miei. Iate venna laziali, iate venna Lazio, state canzettini. Nascono in Campania, poi sanno portati in Lazio. Allora, un tamburo è stato trovato negli scavi di Pompei quando 1700 Ferdinando decidette di scavare Pompei, che sapevano tutti quanti che là sotto ci stava una città, però nessuno dice che ci stava una città. Ancora adesso facevano in casa, e notte scavavano e la mattina subito stavano la fondazione, perché si scavavano sotto, trovavano i muri romani, allora si fa appartamento, quartino, poco tutto quanto, e notte faticavano per pulirlo. Ecco, perché ancora quando c'erano l'occasione sapevano che c'era una villa romana da una parte, si scavava qua e sotto il comune, questo è successo in un paesino, numero che dov'è, poi di chi in privato, sapevano che c'era lo scemo, che bello c'è dei mattori. Ci stava sotto la villa romana perché per non fermare quel finanziamento che avevano speso i soldi decidette di mettere quattro panchine, sarebbe sulle scuole a coppa in un resto romano. C'è la storia, Lucavo sicuro e via, passato. Cosa non ci sta niente da fare. Quindi quando Ferdinando, guardate quando guardava lontano che dove siamo, lui non voleva fare la guerra, non voleva, però
purtroppo c'è stato costretto perché a Coppa eravamo dei soldi dell'Europa una volta che tramite i francesi, gli inglesi decisero di fare tutte le cose. Comunque questo Cristiano scavava Pompei e decise che doveva essere un monumento a cielo aperto e è rimasto per l'umanità. Non è che sappiate che cose sta portate a casa sua o a Napoli, no, rimanesse tutte cose là, anche perché non si poteva non si poteva pigliare, non si poteva lasciato portare. presto. Tra intanto è stato il primo sito UNESCO. Ancora non esisteva l'Unione Europea, l'Unione degli Stati Uniti, perché nel 1700 per loro erano appiccicate nord e sud, chi già decidette che aveva essere una cosa per tutta la popolazione. Ma invece no, hanno deciso che la popolazione da fare alla fine. Speriamo che non sparano, non mettono vari battune qualche giorno che perché stanno per la vita, non male capo. Ma che c'è stato? Che trovarono negli scavi di Pompei? A Raffaele. A Raffaele. A così stava proprio in storia. E ce l'ha lasciato. Stava ancora là. Già o 79 d.C. stava sei sembrare. Tamburo. È così. 42 più o meno, con i timbali e un doppio flauto. Sto mosaico A Sevilla Loredano. sta a Napoli nel Museo delle Belle Arti c'è stato raffigurato questo mosaico. Quindi che voglio dire? Voglio dire che la nostra musica viene da lontano, ma da lontano veramente. E questa è una cosa bella. Quindi, che facciamo? Quindi poi ci faccio A Roma non a caccio da là, all'agio da là, all'agio da là, poi sta scivolendo. A vedere che la cosa, io calma. Che ci fa? Ci va stato trovare. E così, già mi sbriamo, ta. Volevo fare una canzone. La canzone Romone Cielo. Tempo addietro, girando per casa, gli una Cielo in cerca di dare beneficenza, di fare un po' di beneficenza alla popolazione, specialmente femminile. Lui con il cordone che teneva su una sella, benediceva un po' tutte le case Benediciamo. e faceva così. Gente corrida succedono fatto Che strano. ti do, che è successo bella e buona? Che è stata? L'umonica, È stata sempre a mieso. Zullusa, Vabbè. Rattuso Come? e Iterante un poco fetuto. Oh, con Matteo Isidoro. E sapete che ha fatto? No, che ha fatto Isidoro? Non lo dico. Dimmi. Ha passato la figliola!
Che domanda? E mo manco per il zone. Andiamo ragazzi, tutto bene, prova la... E amo tutta la vera vita, preparata, poi la rete cappella di girata, chi è tutta le cose, è tutta pura balla, e la mia vita cosa, nada volta. Che domanda? A cottonissima che smette mi sa. le caviglie. Andiamo ragazzi, E amo tutta la vera vita, preparata, poi la rete cappella di girata, chi è tutta le cose, è tutta pura balla, e la mia vita cosa, nada volta. Perché non basta fumare, e ma manco tutta nera, tutta mia. andiamo ragazzi, E amo tutta la vera vita, preparata, poi la rete cappella di girata, chi è tutta le cose, è tutta pura balla, e la mia vita cosa, nada volta. Mamma non basta perché non basta fumare, e ma manco cosa bella, Che domanda? e ma manco cosa bella. È passato uguale. andiamo ragazzi, Sì? io non sapevo. Sì? Pian piano. E a mamma? E a mamma tutta la vera vita, preparata, poi la rete cappella di girata, chi è tutta le cose, è tutta pura balla, e la mia vita cosa, nada volta. E la mia vita cosa, nada volta. E la mia vita cosa, e amo Tutta
Dicevo, mica per te. Grazie perché la musica popolare è questo, andare in giro, cercare di portare un po' di leggerezza, sorridere anche su queste cose. E poi anno girando per i paesi troviamo tanti amici che stasera ci sono qua, chi viene per ballare, c'è anche un cantatore, lo voglio chiamare, Francesco, che è? Sono Giovinotto è di Montesarchio, giusto? Giovinotto è di Montesarchio, giusto? Che fai? Mi sfrutti pure tu? Lo sto provando. Un po' posso suonare il trucco senza, scusa. Ma tu ti scemi con o senza? Fa che le cavo tu tieni carta bianca. Tu puoi fare tutte che le cavo tu, tanto nascite qua. Facci, sei Montesarchio? Ok, allora metti da parte che fatti una. Vai. Poi frulli di volo e poi sta moriato, vai, fai tu. Là? Benissimo, bellissimo. Buonasera. Allora facci, come vogliamo tu? A me catino. Oh, vogliamo tu com'è? Luciano. Luciano? Francesco. Allora Luciano Francesco da Montesalchio BN Benevento. Lui è appassionato della musica popolare e sono tanti anni che segue la musica, segue per feste che chiama Mondo Vergine, chiama Marone Magna, chiama Marone Gallina, chiama l'avvocato e ci troviamo sempre. Buona partenata, o ci salutiamo, o ci beviamo un caffè, o ci beviamo un bicchiere di vino insieme e ci fa sempre piacere. Ma tu non ti ripeti uno, rubare? A me mi piace il festa popolare, che non so. Là, Ragazzi, ballate! là, da fronte si può là.
Grazie, a te. Grazie a voi. Allora, la tamburiata è un'energia esplosiva che da palco non rende, perché dici ma che stanno facendo che? Ma nella festa, nel contesto di una festa, è un'energia fantastica. Questo lo potete vedere se voi non dovete fare tanto cammino. Seguendo questa file montagna, camminando arrivate sul Monte Partenio. E in fondo al Monte Partenio trovate la Madonna e il Monte Vergine. Vi fermate lì a Montevergine o il 2 di febbraio o il giorno 12 mattina o l'11 sera, l'11 settembre o il 12 settembre che è il giorno della Madonna, e troverete gente che hanno la passione per seguire questo antico circo, questo antico cammino che cammina dalla notte dei tempi, allora quando non esistevano ancora i Santi e Madonna, già si era in questo monte magico, perché il Monte Partenio è qualcosa di particolare, e lì sopra la leggenda vuole che la Madonna, una delle 7 sorelle, ha più brutte di tutte quante, certi sono anche brutte rispetto alle altre sorelle, che pure fanno le solite. Ce n'hai pure tu la ruba. Perché sono avevano, insomma, le 7 sorelle, tra di loro ci sono chi più belle e chi non è più belle, le 7 sono anche brutte e me ne vado a coppare a montagna. Ecco che nasce il mito di mamma Schiavona. Schiavona perché era scure facce, non perché si era bronzato che era venuto solo come sta uso a chiamare, chi va in vacanza, che un po' tutti quanti si stanno preparando ad andare in vacanza, ma questo era nero perché nel Medio Oriente la carnagione era un po' più pittana. No, perché a me piacere. Niente di che, tengono poche melanine in più, tengono poche vitamine D in più. Come fa un non ci capisco. Come dovesse, allora una capita, canto, perché c'è la richiesta, giusto? Chi l'ha detto separati? Chi è? Una grande richiesta, molto vero. Due signori. Già penso che la dittare tu. Hanno invitato uno a Leonardo. Poi no, lei 1, 2, 3, 4. Allora, vabbè, ma la dedichiamo sul lavoro. Perché voi ce l'avete chiesta. Però lì comunque, come diciamo, Madonna che si spezza e grazie a tutto questo. Ragazzi, mettetevi sotto al palco, fate un bel movimento, tengo sul tamburo. Ballerine! Che ne fa? Hanno parlato tranquillamente, ma che si mettono in scuola, tu va. Un andamento lento, Chi si forse. muore? Forza, forza. Allora vi chiedevo di avervi, mi vuole più vicino che vado a guardare un palle due. Hai capito? Anche. Chi deve fare? Avvicinato. Ah, avvicinate, avvicinate. Donne la rotina, avvicinate, donne. Ma io siete in scuola, non scusate. Ah, poi, hai visto come va? Ah, c'è la sempre. Va. Signori, signori, allora, Potete anche danzare un pochettino, adesso è su. allora, che come ha detto prima, papà Madonna grazie, aiuto di cattiva aiuto. Salita e discesa a mamma Schiavona. Lui. Umanamente, allora.
chiamò, si chiama mamma che aspetta, e via Mamma aspetta c'è maraviglia. E se non c'è la mamma aspetta l'eternità. Mamma aspetta l'eternità. Grazie, allora appuntamento 12 mattina sopra il santuario. Io faccio così, non dico come faccio io. A Capodanno dell'anno che viene, non la canzone di Lucio Dalla, l'anno che verrà, ma io tutti i capodanni già so benissimo che quando venivano Pasqua, i vaga, il venerdì, il martedì Coppa Santa Maria Monte, il venerdì va Camerone delle Galline, il 3 maggio va, cioè, poi andiamo ai Vagni, a Somma. So quando devo andare all'avvocato, che sono 50 giorni dopo la festa di Pasqua. Sacci quando è che sta andando a lettere? È il sabato dopo il 26. Quindi sai, sono sicuro che devo andare solo quel santuario. Quando è il 14 d'agosto, faccio in modo, pure siamo suonando, per la parte penante, ma la notte, pure si è 3 la mattina, andiamo due santuari di Mater Domini a Nocera Superiore. E l'11 pomeriggio, l'11 sera, siamo sopra a Ospedaletto dal Pinolo, capo, facciamo notte, poi ci facciamo dormire alla partichina e la mattina si va al santuario. Questi sono i segni, diciamo, per l'anno mio, poi con 7 gennaio ci vuole. Io so che poi se va a casa, quindi già lo so, già fa. Questo è il mio calendario, ma non è che tengo pensiero alle ferie, perché queste sono, le ferie sono quando sono fuori, sono messe a festa. Ho pigliato qui Leonardo. Leonardo, ragazzi, noi ci siamo trovati spesso e volentieri anche a Montevideo. Vuole ci però? No, a tutti buonasera, buona festa e buona... come si chiama? Il buon principe là. La buonasera e il buon principe là. Vai! Sei venuto e torneremo a Gnanna a fare gli auguri come no, siamo sperati per lei. Ah, che si cerca un po'. la moneta lì, non va, vuoi la moneta lì? E che sta punto? Sta punto. Ah, conta fino a 8. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. pronto. Ciao, ciao. Buonasera. Ragazzi, ciao. Allora, tanto per chiuderla qua. Tamburiata Nera è una delle ultime tamburiate scritte, Sì, bello. nata nel 1943 con lo sbarco degli americani.
È nato un creatore, è nato Nina, la mamma chiama Gita, se il signore chiama Gita. Perché c'è stato un fatto, ecco qua ci fu una poca crisi economica e stava trovando una certa sacca di creatori. Chi si è perso te? L'ho trovato tutti e due, l'ho fatto vino. Oh, Con le mani! E una, due, E 5, 6, 7, 8. una, due, E 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4. E 5, e 6, e 7, e 8. e una, due,
Raffaele dice caccavella. A caccavella. Come si chiama? Così dice. Una sola della sola! Io mi arrivavo. Adesso mi usa Uno, due, tre, quattro. 5, 6, 7, 8. Buonanotte. Ciao a tutti e buona serata. Ciao. Ciao a tutti. Ciao con me. Dai bel Marcuccia. Leonardo, da dove vieni Leonardo? Santa Maria? Da San Martino, Valle Gaudino. San Martino, ma non ti sai come lo puoi, sai. Allora, vogliamo ringraziare gli amici, però noi chiudiamo prima di fare questa canzone. Lo farà. Nostra? Sì, vogliamo ringraziare il Comitato Festa di San Giuseppe, Antonio, che ci ha tenuto insieme sicuramente con l'organizzazione a farci venire qua. Voglio fare un ringraziamento a Ernesto e un giovinotto là che se ci avete, voglio anche un applauso Service. ai ragazzi dell'audio e delle luci, facciamoci un applauso, che hanno montato oggi con il sole e se ci avete ascoltato, sentito e visto bene, E non è che te ne comunque, va? Comunque. poi se vuoi fare dire, giga tu, quando ci giri che trosso tu. Io la prima notte no, sono stavo e io c'erano tutta la stanza. Chi diceva openi o no? Allora, chiudiamo con questo canto, Brigante Small. È un inno. Ai casi signorini che sa, c'è ballò, facciamo anche un luogo. No? È un inno alla libertà. Quindi niente ci è dovuto, ma questa canzone la vogliamo fare anche perché noi gente di montagna che viviamo in questi posti come a Tramonti, che fa montagne, colline, Il bosco. siamo un po' più radicati a queste storie forti, perché comunque ci hanno fatto molto male a noi, perché chi vive in campagna fa sacrifici veramente per fare in modo di tenere un raccolto, di avere la dispensa. Arrivavano i briganti e studiavano tutte cose. Poi invece arrivi nei cinghiali, un po' Anche quello è un altro fenomeno di brigantaggio. Nei cornuti sono quelli che hanno buttato gli animali, perché prima non c'erano, c'era qualcuno che gli piaceva questa fauna ricca di animali esotici come hai visto, e pigliavano e buttavano nelle campagne. E sempre che il cinghiale con il caldo si riproduce anche due volte l'anno e fa 11, 13, 14 figli. è meglio di un padre. Pensano pochi che sa frate fa. Hanno passato un territorio pieno di questi animali. Addirittura tengono lo stomaco di abbattere le piante di uva, a vita che tutto uguale a vicino, a volte non deve, per mangiare l'uva a coppa la pianta, ed è lì che ti va percolato. Quindi che animale è? Però questo è perché noi vedi che fa, ci piaceva che la cosa che avevano gli animali picchiati e buttavano, e se crescevano dei residui e poi buttavano poco. Sono i prodotti che alla gente addirittura si mettono di patano, mettono i pomaroli, non trovano più niente. Una vicina mia l'anno scorso sapeva che tenevo 10-15 cascette di pomaroli, coppa una vigneto, la fatica in mano che ci mettere a piantare, e là si portava pure le cascette. Quello prima gli pure qua, 3 giorni prima, e là mezza cascetta di pomodoro, saranno mangiate i cinghiali. Fate bene per Ma che ti sei piaciuto? quindi il brigante si muore, Vai maestro, poi vai. oltre il cinghiale si muore. Vai, cinghiale si muore. A voi che siete rimasti qua, cercate di fare hey, ho, ha, 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 ha. Hey, ho, ha, 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 ha.
a tutti Buonanotte. quanti, grazie.